Sindaco, questa sera Realmonte porta a termine un progetto importante, Consumeless, che coniuga il turismo con l'ambiente, la sostenibilità, il risparmio energetico. Si conclude un progetto che è iniziato circa un paio di anni fa, che ci vede protagonisti in Sicilia, noi insieme a Ragusa e con altre città dell'Europa, e quindi con Malta, con un paio di cittadine della Spagna, altre della Grecia. Un progetto che proprio mira al risparmio dell'energia, dell'acqua e dei rifiuti, e quindi si inquadra anche nella progettualità che è nostra del Comune di Realmonte. Noi siamo partiti 2 anni fa, dicevo, con questo progetto, ma anche con la differenziata e con altre azioni volte al risparmio, la casetta dell'acqua per esempio. E arriva stasera la sua parte finale con la realizzazione di questi pali di illuminazione fotovoltaici che sono stati realizzati in un luogo simbolo del Comune di Realmonte, che è il Belvedere sulla Scala dei Turchi. Questo progetto ci dà modo con questa azione pilota così importante, ci dà modo di far capire quanto sia oggi necessario andare verso uno sviluppo sostenibile che non violi la bellezza delle nostre risorse, ci consenta di preservarle. Il fatto di avere sviluppato un progetto che utilizza delle risorse rinnovabili ci dà modo di far capire quanto questi due ambiti, proprio lo sviluppo sostenibile e il turismo, debbano sempre andare uno accanto all'altro. E questa sera, con la conclusione di questo progetto Consumeless, si conclude anche un percorso di interventi di valorizzazione del FAI verso un sito che ha ritenuto di grande importanza e grande valenza. Credo che questo sito sia particolarmente cresciuto dai tempi dell'abbattimento nel 2013 dell'ecomostro dall'altra parte della scala, poi la costruzione di questo belvedere dopo l'abbattimento di altro immobile. È diventato secondo me un luogo simbolo, perché oggi per esempio ci occupiamo di questo progetto Consumeless, cioè della possibilità con un'energia solare di illuminare questo splendido belvedere, ma principalmente lotta all'abusivismo, paesaggio e legalità, il premio che ci ha dato, che abbiamo ottenuto attraverso il progetto Liberare la Bellezza da parte del Ministero.